libera per tutti, soprattutto per i giovani. Io non ho figli, ma sono qua anche per le mie nipoti, perché non è possibile che non si può girare per il centro liberi, questo assolutamente. C'è un po' di senso civico, è importante che noi siamo presenti per far sì che chi di dovere si comporti in maniera adeguata e trovi delle soluzioni anche ferme, anche dure. Anni di Padova, abito vicino al Duomo, sapevo che era una città tranquilla, sono venuto in pensione qua per vivere in maniera tranquilla, mi auguro altrettanto. Sì, io sono di un'altra generazione, ho vissuto un'altra Udin e con i nostri genitori, i nostri vecchi che hanno costruito questo paese. L'aspetto da considerare è che se qui non prendiamo in mano la situazione per tempo, se questi signori responsabili non prendono in mano la situazione per tempo, diventa veramente difficile poi far rientrare. Almeno 500 persone hanno partecipato nel tardo pomeriggio di lunedì 8 luglio al corteo silenzioso organizzato da Udine Sicura dopo la morte di Shinpei Tominaga, l'imprenditore giapponese di 58 anni, residente da tempo nel capoluogo friulano, freddato da un violento pugno sferrato da Samuele Battistella, 19enne originario di Marino di Piave, nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi in pieno centro a Udine. Una marcia che ha coinvolto tutti i semplici cittadini anche da fuori, senza distinzioni politiche, che da piazzale 26 luglio ha raggiunto la loggia del Lionello. Il momento più toccante è la deposizione di una corona e fiori davanti alla porta di casa di Tominaga. Poi la seconda parte con l'intervento di Federico Malignani che dal palco ha rimproverato la giunta comunale di immobilismo e sordità in tema sicurezza. Non sanno cosa dire dall'inizio, da quell'inizio di 10 mesi fa, nei quali ci siamo presentati, abbiamo trovato nell'amministrazione comunale un interlocutore che sembrava ascoltarci, abbiamo avuto un bel incontro in via Grazzano, ci hanno spronato, ci hanno detto bravi, ci hanno detto che facevamo un'azione meritoria e di continuare.